babà è una cosa seria. Con babà non si pazzea. E con questa ricetta facilissima che mi ha regalato mia suocera, lo potrete fare anche voi. Vi basterà montare i tuorli con lo zucchero, aggiungere al composto il lievito sciolto in poco latte tiepido e a poco la farina fino a che non si sarà assorbita tutta. Per ultimo il burro. Dovrà essere a temperatura ambiente, bello morbido, ma non liquido. Continuate a impastare con la planetaria con il gancio, che il composto non risulterà bello liscio e omogeneo, e lo mettete a lievitare nel suo stampo per circa un'oretta. Nel frattempo preparate la bagna al rum, infornate il babà nel forno statico e appena esce, tempo che riuscite a sformarlo, lo iniziate a bagnare. Trovate dei consigli in descrizione. Potete accompagnarlo con la panna oppure con la crema pasticcera, come noi. Io per questa mi ero avvantaggiata il giorno precedente, così al momento di decorare era già bella pronta, fredda per essere utilizzata. Con una sacca poche ho creato queste strisce, dei ciuffetti in cima, decorato con ciliegine caramellate, ed ecco qua il risultato finale. E se a vita amara si fa, si addolcisce con un babà.